E questa improvvisa accelerazione sicuramente ci ha lasciato anche molto perplessi. Faremo anche noi di tutto per cercare di portare in fondo questa questione a tutela ovviamente del patrimonio di tutti i bellunesi. Finirà davanti al giudice l'esito della gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas, un anno di lavoro e di richieste che la stazione appaltante, che per legge il comune di Belluno, ha disatteso e di cui ora viene chiamata a rendere conto. Già perché la decisione di aprire le buste prima di eseguire le verifiche richieste si è tradotta, calcolatrice alla mano, in un danno per la collettività stimato in 15 milioni di euro. È chiaro che questo ci induce a tutta una serie di, come dire, riflessioni di cui non possiamo non prendere atto, poi ognuno si prende le sue responsabilità. Il sindaco di Belluno, che dell'Assemblea dei Sindaci di Atem è presidente, dice: la politica dà indirizzi politici, la gestione è affidata per legge alla parte gestionale del comune. Ma per qualche suo collega Massaro avrebbe potuto esercitare in maniera più efficace il suo ruolo politico, e questa considerazione la dice lunga sul livello di tensione che da giovedì attraversa in lungo e in largo la provincia, anche perché la gara è stata vinta da Italgas, società che già serve Feltre e che il comune ha portato davanti al TAR. Sarebbe probabilmente opportuno attendere l'aggiudicazione definitiva, prima dell'aggiudicazione definitiva che ci sia il giudizio del TAR, perché quello a questo punto potrebbe essere dirimente e di estrema rilevanza per tutti. Sono in ballo milioni di euro e evidentemente anche le conseguenti responsabilità di danno erariale che sarebbero evidentemente in capo ai sindaci piuttosto che non ai tecnici che hanno condotto la procedura di gara.